Siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e campagna amica Nuoro Ogliastra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di campagna amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante, dallo stile moderno, dalle 6 del mattino, pronto ad iniziare insieme a te. Caffè Noir Cocktail Bar. Momento caffè, momento aperitivo. È sempre questione di un momento. Caffè Noir Cocktail Bar. E quando il momento ti prende per la gola, la gelateria artigianale ti soddisfa con i gusti ricercati, la cremosità e la vera frutta fresca locale. E il dopo cena? Beh, è Caffè Noir Cocktail Bar. Il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Allora, per prima cosa facciamo questo shampoo purificante. Ora andremo a rilassare il capello con una bella maschera rivitalizzante. E per finire, messa in piega, inondiamo di profumo. Ma certo, abbiamo pensato anche a te. Amy Beauty Air presenta la nuova linea dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Shampoo e balsamo per un effetto davvero wow! Acquistali da Amy Beauty Air, via Macomer 1 dietro Banca Intesa a Tortolì, 0782 62 36 84. C'è un posto in Ogliastra dove oggi come un tempo il sacro incontra il profano. La magia degli antichi gioielli della tradizione, Spuligadentes, Nudeus e Sorighe Mari. Incontra le filigrane moderne alla boutique d'arte Orafa Filigrana d'autore, specializzati in produzione filigrana sarda, restauro gioielli, riparazioni, creazioni di pezzi unici, saldature e fotoincisioni laser. Regalati un ricordo senza tempo. Filigrana d'autore, Corso Vittorio Emanuele 27, Bari Sardo. Buonasera a tutti voi che ci state seguendo e benvenuti a questa nuova puntata di Nero su Bianco. Si avvicinano le festività di Natale e quale occasione migliore per parlare del grande patrimonio di sapere e di saper fare che abbiamo nei nostri territori. Sto parlando dell'artigianato e in particolare sto parlando di una mostra a mercato che è stata inaugurata recentemente che consente ai visitatori di apprezzare i manufatti, le opere dei nostri artigiani, i nostri artigiani sardi e non solo. Mi riferisco al Natale dei Tesori, un'iniziativa che ha luogo in due musei di Muravera e per parlare di questo abbiamo due graditissimi ospiti. Abbiamo Telemaco Rendina che è del Polo Museale di Muravera è il direttore, nonché curatore della mostra. Buonasera Telemaco, grazie per essere qui. Tutti. E abbiamo Massimo Dogliani che invece è un artista e un designer. Buonasera a tutti. Grazie a voi per la vostra presenza e la vostra disponibilità. Allora, una bellissima mostra al mercato è stata inaugurata di recente che si articola in due musei del Polo Museale. Però chiederei subito a Telemaco come è nata questa iniziativa, il perché e quando potremo ammirare i manufatti che sono esposti. Allora, i manufatti sono esposti già adesso, nel senso che la mostra è già aperta da 10 giorni circa e durerà sino alla metà di gennaio. Perché ci è venuta questa idea? Beh, il museo principale è il Museo dell'Imprenditoria Femminile di Muravera e quindi il Museo dell'Imprenditoria soprattutto. E quindi quale miglior modo per promuovere l'imprenditoria e
l'artigianato locale se non il Natale, ma anche per un motivo molto semplice, perché gli artigiani hanno sempre bisogno di promozione, perché essendo piccoli imprenditori da soli non riescono a magari crearsi pubblicità o comunque conoscenza, quindi abbiamo cercato di riunire gli artigiani provenienti da tutta la Sardegna per darle più visibilità soprattutto, ma anche per darle un'opportunità magari di vendita, perché comunque, come hai detto tu, la mostra è una mostra in primis, ma anche una mostra mercato. Quindi c'è la possibilità di acquistare i prodotti. Certamente, certamente. Hai parlato di artigiani che arrivano dalla Sardegna, quanti sono? Esattamente sono 32 in tutto, ma non sono tutti quanti sardi. I sardi sono 28 circa, e poi abbiamo questi 4 ospiti, di cui uno è qua presente. Tra i quali ha avuto Massimo. Sì, esatto. Però sono ospiti particolari, nel senso che sì, sono ospiti che non sono nativi della Sardegna, ma comunque in hanno Sardegna un legame fortissimo con la hanno un Sardegna, legame mi pare di fortissimo con la capire. Sardegna, perché tutti tranne uno vivono in Sardegna. Uno è l'unico invece che comunque ha sempre il legame con la Sardegna, perché tutti gli anni è qua, però vive a Roma. Allora, mi offri l'opportunità per rivolgere Sì. la prima domanda a Massimo. Sì. Allora, Sì. quindi artista designer, di cosa ti occupi? Chiederei alla regia, se è possibile, di mandare subito il primo filmato che magari commenteremo insieme in maniera... Eccolo qua. Io mi occupo di moda, di design di scarpe, praticamente disegno scarpe, abiti, accessori. E per il museo ho creato una serie di accessori, di borse, di scarpe, di abiti. Ecco, questo che possiamo Questo è un ammirare abito, qua è un tuo... questo è un sandalo gioiello fatto apposta appositamente per quest'abito, con questa collana. È un abito in crêpe de Chine, color corallo, e quindi è un abito molto bello, un abito estivo. In qualche maniera riprende anche la nostra tradizione. Il corallo sardo, infatti, questo colore corallo. Quindi è stata una fonte di ispirazione. Sì, il corallo. assolutamente. In molte mie creazioni trovo ispirazione dal mare, dai colori del mare, dal colore del sole, dai colori della terra, insomma, quindi... È chiarissimo. Mentre invece ho visto i sandali hanno un richiamo al sole, avevano un fiore con un sole in mezzo, un sole gioiello di cristalli luminosi, di cristalli di Swarovski. Anche questo immagino che sia, come dire, un tributo, un omaggio al sole, Al che in sole, Sardegna fortunatamente bravissima. non manca. Non manca, esatto. Manca tanto altro, ma proprio il sole no. Telemaco, quindi torniamo invece ai musei, ai 2 luoghi fisici che ospitano questa mostra. A come è articolata la mostra? Quindi hai parlato del Museo dell'Imprenditoria Femminile, ma c'è anche un altro museo. Sì, c'è anche la Casa Museo Casa dei Candelai, e abbiamo realizzato la mostra in tutte e 2, perché abbiamo diviso la mostra in 2 temi, diciamo così. Il primo tema è quello prettamente artistico, e quindi abbiamo dei manufatti che sono molto vicini ad essere artisti e non artigiani, mettiamola così, e questi sono nel Museo dell'Imprenditoria Femminile. E cosa possiamo trovare là? Allora troviamo ceramica, legno, adesso dico manufatti in ceramica, Sì, manufatti in legno, gioielli, tessuti, anche tessuti, e mi manca qualcosa, ma in questo momento non mi viene, magari parlo. Articoli per la casa. Articoli per la casa, certo. Esatto. Di design per la casa, lampade, orologi, penne, insomma, in legno. Sono Come tutti articoli che artistici, diciamo, sono artistici, sì. artigianato artistico. Sì. Artigianato artistico, per esempio abbiamo le ceramiche di Augusto Mola, che insomma è abbastanza famoso, ma non solo lui, c'è anche Leoni Arte, con dei ricci favolosi, con dei colori stupendi, Sì. E ci sono anche delle cose molto particolari, perché Leoni Arte ha creato anche quasi un po' per noi, diciamo così, un riccio che è anche un diffusore di profumo. E quindi Insomma. ha modificato qualcosa per creare una particolarità.
E comunque, e questo è la parte del Museo di Donna Francesca. Che si trova, vogliamo ricordare la via, In così via magari Marconi 99 a Muravera. se i nostri radioascoltatori fossero interessati possono tranquillamente Certo. andare Sì, a visitare la mostra. l'ingresso comunque dei due musei è sempre in via Marconi 99. Vi aspettiamo, assolutamente numerosi. Poi vi accompagniamo noi dappertutto. Mentre l'altro museo, che poi sono 50 metri di distanza dalla porta, insomma siamo molto vicini, l'altro museo è la Casa dei Candelai, che è il museo etnografico di Muravera, e di là in questo spazio, bellissimo oltretutto perché è una casa campidanese del 600, perfettamente conservata, ancora con tutto quello che è finestre, porte, tetto. Infissi, tutto quanto. Quindi con la corte interna. Con la corte Sì, interna, il pozzo. camino, il pozzo, il forno, il bagno. Cioè, Ed è la casa più antica di Muravera. Muravera. E c'è anche il bagno, cioè sembrerà strano, ma c'è il bagno Sì. del 600 nel Sì. cortile, ed non era uno spazio semplice, era uno spazio dedicato al bagno, quindi chiuso con mura e porta, quindi è veramente una cosa molto particolare, ed è anche su 2 piani, ancora più strano. Sì. Sì, abbastanza, come Sì, tipologia infatti, costruttiva, abitativa. infatti. Abbastanza. E per quello che lo diciamo sempre, sicuramente era di proprietà di una delle famiglie più ricche di Muravera nel 600, perché Sì. ad avere anche un piano superiore, insomma, era tanta roba. Avere anche il bagno poi era Sì, veramente... Sì, all'epoca. era Solitamente ci si accontentava di... Esatto. E in più, anzi un non urinale. solo, c'erano anche più stanze, perché c'era la cucina, c'era la sala da pranzo, c'è la camera da letto, c'è l'ingresso, c'è la bottega, e la bottega è quella da cui ha preso il nome la casa, perché è stata abitata sino agli anni 50 dello scorso secolo, ed era abitata, l'ultima abitante era la signora che faceva le candele, Le candele nel Sì, paese. per Muravera. Ma esatto. quindi qui invece quali prodotti, quali manufatti Allora, gli sono artisti, stati gli artigiani sono esposti? quasi tutti uguali, nel senso sono sempre loro, però con la particolarità che in questa casa abbiamo messo più oggetti di uso, ad esempio troviamo le penne, ad esempio troviamo le candele, certo, ovviamente fatte a mano, inceradati. Sicuramente, Sì, sì. sì. Un tributo certo. all'ultima Troviamo- proprietaria. Troviamo piatti, stoviglie, apribottiglie, tutte cose che sono più di uso quotidiano, un po', potremmo dire un po' meno artistiche, ma non è giusto dirlo, No. perché comunque anche queste sono veramente bellissime e sono proprio belle, insomma. No, ti blocco perché vorrei Sì. chiedere alla regia di mandare in onda il secondo filmato, vediamo un attimino che cosa ci proponete, cosa ci propone. Ecco, questo è il- l'ingresso del museo di Donna Francesca. Questi Quello sono con- 2 abiti di un artista, si chiama Federico Pilia, è dell'Annunziata, vicino a Castiadas. Questi invece sono scarpe e borse mie, disegnate apposta per questi abiti. Sono 2 abiti sartoriali, quello bianco sulla sinistra ricamato con 2300 perle, e tutti in seta preziosissima, sì, molto molto belli. Vedo che ti brillano gli occhi, Massimo. Sono veramente 2 abiti stupendi. Sì. Sono veramente Qua adesso vediamo invece i coltelli di Virgilio Cossu. La particolarità di questi coltelli è che quello più piccolo misura 3 metri. Cioè, voglio dire, pezzi unici Sono Sì, pezzi che unici, sì, sicuramente non assolutamente verranno unici. utilizzati per tagliare il Sono per No, esposizione. potrebbe usarli il maialetto. solo Gulliver, potrebbe usarli. Esatto. Beh, insomma, una cosa veramente Questa è una particolare. statua. Questo invece Questa è una statua di ceramica di Augusto Mola, alta 2 metri. chiarissimo. Vi vorrei chiedere, ma la scelta degli artigiani e degli artisti, come è avvenuta? Sulla base avete fatto una manifestazione di interesse, li avete contattati? Sì, li abbiamo ricerca, contattati, non dico quasi uno per uno, ma ci siamo andati molto vicino, diciamo così, e abbiamo chiesto di partecipare. Vi ha selezionato le cose che comunque ritenevamo migliori, le opere, le cose che ci piacevano di più. Che criteri avete utilizzato? Allora, il criterio era, come dicevo prima, l'artisticità per il museo di Donna Francesca, e l'artisticità e l'utilità
per il museo della Casa dei Candelai. L'artisticità lì purtroppo è intervenuto quello che è in me il curatore. Io faccio il curatore d'arte ormai da quasi 30 anni e quindi ho scelto, lo dico proprio, ho scelto ciò che ritenevo a mio gusto, perché poi in fondo il curatore sceglie a proprio gusto, quello che secondo me era più artistico. Questo è proprio... Beh, vabbè, la soggettività del curatore è chiaro, insomma, va questa salvaguardata anche quella. Tra virgolette è quello che faccio e quindi ho scelto. È chiarissimo. Massimo, quindi tu hai lavorato, diciamo che i tuoi sandali, le tue scarpe hanno in qualche maniera richiamato l'idea di un altro stilista, di un altro artista, di un altro Sì, è designer. stata una collaborazione, perché lui... È stato difficile, no? No, assolutamente, perché ci siamo conosciuti tramite Facebook, ho visto le cose che faceva. Lui ha fatto una sfilata di moda alla Settimana della Moda milanese 2 anni fa, con i suoi abiti, sempre con un'ispirazione alla Sardegna, ai tessuti e alla Sardegna. E io ho disegnato le scarpe per lui per questa collezione. È nata questa collaborazione. Ora lui è stato chiamato a Parigi nella scuola di design più famosa del mondo, da dove poi escono i designer che disegnano le collezioni per i più importanti stilisti del mondo, Saint Laurent, Valentino, e quindi è molto contento, non voleva andarci, poi l'ho spronato perché mi ha detto no, non sono all'altezza, insomma aveva un po' di paura, invece adesso è là, ogni tanto ci sentiamo e ha fatto bene andarci perché ha un grande talento. Ci fa piacere, insomma, Sì, che venga riconosciuto. sì. Fra l'altro, come i nostri ascoltatori hanno potuto osservare, voi di sardo non avete manco l'accento, avete scelto di vivere qua, però di valorizzare quelle che sono le nostre tradizioni, quello che è il nostro patrimonio. Posso chiedere una domanda proprio a bruciapelo, come mai? Perché? Come mai? Massimo e poi Telemaco. Io sono legato a questa terra fin da bambino. Sono venuto qui con mio papà 43 anni fa. Mio padre ha costruito al nord Sardegna, in Costa Smeralda, e io fin da bambino dicevo, io un giorno verrò a vivere qua, un giorno verrò a vivere qua. E dopo 50 anni sono riuscito a realizzare questo mio sogno, e è una terra che io amo profondamente, amo i sapori, amo gli odori, amo il mare, amo l'entroterra, perché in genere la gente viene in Sardegna per il mare, però c'è tanto altro. La Sardegna è veramente un diamante grezzo, un diamante dove poter insomma vedere tante cose, poter visitare un sacco di cose, non solo il mare, abbiamo l'entroterra. E l'artigianato immagino che sia uno degli aspetti che dal vostro punto di vista è più interessante. Sì, assolutamente sì. È uno dei tanti interessanti. È uno dei tanti, ce ne sono tantissimi. La mia storia per arrivare qui più o meno è simile. Stessa. Vabbè, proprio la stessa no, ma più o meno. Anche io vengo qua da quando ero bambino, avevo giusto 2 anni quando sono atterrato la prima volta in Sardegna, quindi parliamo di tanti. Fra l'altro adesso do una notizia, non dico in anteprima ma quasi ai nostri ascoltatori, la do anche a voi. La regione Sardegna, la persona dell'assessore al turismo Franco Cucureddu, ha annunciato che vuole ricostituire Isola, che è l'ente che si occupava della promozione dell'artigianato. Fantastico. È un'ottima notizia, Quindi questo penso che sia come una notizia degna di nota. Sì, no, è sicuramente un'ottima notizia, perché infatti ero molto dispiaciuto di aver saputo che era stato, tra virgolette, abbandonato il progetto, perché era un progetto ottimissimo, anche per i motivi stessi che abbiamo fatto noi. Insomma, gli artigiani sardi hanno bisogno di promozione, non c'è dubbio. Hanno bisogno di essere promossi, e Isola era un ottimo trampolino per promuovere l'artigianato sardo anche fuori dall'isola, che è quello che si dovrebbe fare, perché come dicevo prima, un artigiano da solo non può permettersi una promozione per poter arrivare anche ad un mercato più vasto. E quindi si ritrova ad avere i suoi prodotti, diciamo tra virgolette anche fortunato, perché comunque la regione Sardegna d'estate attira
tanti turisti, però comunque diventa un lavoro stagionale. Sì, anche se i dati proprio sulla Sardegna come meta turistica Stanno cambiando. perché la Sardegna come meta turistica è 12ª a livello nazionale, quindi noi ci si aspetterebbe in classifica invece sia nelle prime posizioni, No. invece siamo solo 12esimi. Perché? Perché siamo molto stagionali, purtroppo. E quindi è questo che bisogna cambiare, la stagionalità. Torniamo alla mostra, quindi è stata Sì. inaugurata, ricordami quando? Il 20 di novembre. Possiamo già fare un bilancio, è ancora troppo presto? Sei soddisfatto Sono molto delle soddisfatto. presenze? Quante sono? Allora, il numero esatto purtroppo non l'ho ancora, non ci siamo soffermati a fare il calcolo, però le presenze sono molte e siamo contenti, ma siamo contentissimi per tutti i commenti favorevoli che sino ad ora abbiamo ricevuto. Veramente tutti quelli che entrano nella mostra, la parola chiave è non ci aspettavamo fosse così bella. Esatto. Beh, questo fa piacere. E questo sì, fa molto piacere, a me soprattutto perché avendo scelto l'esposizione e avendo curato anche i dettagli proprio di come e dove mettere gli oggetti, ovviamente mi riempie di gioia e di soddisfazione. Come Questo non hai c'è dubbio. organizzato il percorso espositivo? Beh, il museo ha 5 sale. Come abbiamo visto prima, la prima sala è quella al pian terreno dove ci sono questi enormi coltelli ed è questa è anche solo è l'unica sala dove non c'è nulla in vendita. Perché quel coltello Esatto. cioè, oggettivamente acquistare quel coltello non so qualcosa neanche- Anzi no, mi qualcosa in correggo, vendita, mi c'è le correggo. ceramiche. Esatto, Bravissimo. mi correggo subito, mi stavo già sbagliando. Non è vero che non c'è niente in vendita perché dietro i coltelli ci sono delle ceramiche, Esatto. le ceramiche Motroni di Sassari, Molto belle, tra l'altro. che sono bellissime. Sì. Sono bellissime per due motivi, perché seguono la tradizione culturale sarda, ma è stata svecchiata, Con mettiamola così. innovazione. No? Facciamo parlare del design un attimino, Esatto. perché per l'innovazione cosa hanno di particolare queste ceramiche? Perché vengono uniti materiali particolari, dal materiale povero unito con ad esempio la foglia d'oro, per esempio nelle sculture che troviamo in Augusto Mola. Quindi vengono insomma un po' trasformate anche nel tessile. Ci sono delle cose fatte a telaio, ci sono delle cose di arredamento a mano. Esatto, dipinte a mano o per l'arredamento della casa, tessuti con gli emblemi sardi come il giglio sardo, come la pavoncella, con tessuti particolari, sughero, tessuti invece più preziosi, tessuti invece più antichi o trame orditi più antichi a telaio, quindi c'è un po' un mix di antico e moderno insieme. Torniamo invece al percorso espositivo, quindi questa prima sala dove ci sono questi coltelli, io non oso immaginare quanto potrebbero costare, perché veramente... Infatti non sono in infatti non vendita, sono perché pezzi ti dico, unici. sono pezzi unici, quello più piccolo è lungo 3 metri, quello più grande quasi 5, no? Però la bellezza di questi è che sono dei coltelli funzionanti, nel senso che si piegano, Sì, sono esattamente come quelli che usiamo, Sì. che usiamo tutti quanti. Nel passo di Capifondi a rasoasa proprio, Sì. le nostre... Esatto. I nostri a rasoasa. Esatto, Ecco, insomma. sono tutti decorati e intagliati a mano, nel lame ci sono anche le scene classiche della caccia al cinghiale, nel manico troviamo degli intarsi con degli altri legni per raffigurare magari l'aquila o altri animali, quindi esattamente, però ovviamente hanno un formato Gigante. gigante. Sono stati fatti apposta per un'esposizione, sicuramente. perché- Magari qualcuno ha fatto qualche riferimento immaginifico con i giganti di Con i Montebrama, no beh, sì. scherzo. No, ma Potrebbe anche. Virgilio Cossu, che è l'autore, un po' l'ha l'ha accennato, pensato, sì, pensavo vero. ai giganti, ho fatto i coltelli, Sì. l'ha detto un po' così scherzando, Sì, ma sì. alla fine c'è. Quindi, prima sala, coltelli e ceramiche, poi Certo. proseguiamo in questo Coltelli- viaggio virtuale. Coltelli e ceramiche, e mi sono anche ricordato che non solo, ai muri abbiamo anche dei tessuti, quindi ci sono dei tessuti fatti a telaio, ricamati a mano, e quindi sono molto belli ovviamente.
Poi saliamo al primo piano, mentre saliamo già nella scala troviamo anche delle altre cose, ci sono delle sculture di legno, ovviamente a mano, sono delle rappresentazioni del Cristo. Anche qua non è il classico crocifisso, perché se tu dai una prima occhiata, ad esempio uno sembra uno strappo nella terra, più o meno, così a me ha dato quell'impressione, no? E l'altro invece sembra un tessuto ricamato e invece sono un fiocco addirittura, e invece sono, per l'artista, sono due rappresentazioni di un crocifisso. Quindi è anche questo il bello, molto belli. che puoi interpretare anche in altri modi. Ma allora, la funzione dell'arte, a mio modestissimo parere, è quello di educare alla bellezza, è quello di suscitare emozioni. Qualsiasi cosa sia in grado di suscitare emozione è bello. È quello, insomma, è arte. È arte. Io con questa pillola di saggezza, scusate, mi scusino anche i radioascoltatori, mi blocco, mi fermo, perché è arrivato il momento del primo blocco pubblicitario e io do la parola alla regia. A voi regia per la pubblicità. Ma siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e campagna amica Nuoro Ogliastra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di campagna amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante, dallo stile moderno, dalle 6 del mattino, pronto ad iniziare insieme a te. Caffè Noir Cocktail Bar. Momento caffè, momento aperitivo. È sempre questione di un momento. Caffè Noir Cocktail Bar. E quando il momento ti prende per la gola, la gelateria artigianale ti soddisfa con i gusti ricercati, la cremosità e la vera frutta fresca locale. E il dopo cena? Beh, è Caffè Noir Cocktail Bar. Il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Allora, per prima cosa facciamo questo shampoo purificante. Ora andremo a rilassare il capello con una bella maschera rivitalizzante. E per finire, messa in piega, inondiamo di profumo. Ma certo, abbiamo pensato anche a te. Amy Beauty Air presenta la nuova linea dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Shampoo e balsamo per un effetto davvero wow! Acquistali da Amy Beauty Air, via Macomero 1 dietro Banca Intesa a Tortolì, 0782 62 36 84. C'è un posto in Ogliastra dove oggi come un tempo il sacro incontra il profano. La magia degli antichi gioielli della tradizione, Spuligadentes, Nudeus e Sorighe Mari. Incontra le filigrane moderne alla boutique d'arte Orafa, Filigrana d'autore. Specializzati in produzione filigrana sarda, restauro gioielli, riparazioni, creazioni di pezzi unici, saldature e fotoincisioni laser. Regalati un ricordo senza tempo. Filigrana d'autore, Corso Vittorio Emanuele 27, Bari Sardo. Rieccoci qua in diretta dai nostri studi, gli studi di Radio Stella nel Rosso Bianco, per parlare di Natale dei Tesori. Che cosa è, vi chiederete? È una bellissima mostra a mercato che è stata allestita in due musei della cittadina di Muravera, ad opera del curatore Telemaco Rendine, che è qui con noi, e che vede la partecipazione come artista e designer di Massimo. Grazie ancora a te per essere Grazie qua con a voi. noi.
Quindi stavamo parlando di questo percorso che si snoda lungo i due edifici, quindi il Museo dell'Imprenditoria Femminile e la Casa dei Candelai. Siamo arrivati al primo piano. Siamo arrivati all'inizio del primo piano. Allora, al primo piano troviamo 4 sale, di cui la prima e anche quella, diciamo, storica, dedicata a Donna Francesca Sannasulis, la persona da cui prende il nome il museo. Ora, parliamo anche due parole di Donna Francesca perché ci vogliono. Una donna imprenditrice del 1700, è riuscita a creare praticamente un'industria basata sulla seta e sul tessuto. Vedo che Massimo annuisce perché mi fai capire che la seta sia uno dei tuoi materiali preferiti. Seta, lo chiffon, sì, assolutamente. Quindi sì. Questa figura di donna ti piace? Molto. Ti affascina? Molto, sì. Si vedo che annuiva la seta. Scusami, Prego. Telemaco. Ma figurati, la cosa sensazionale di questa donna è che nel 1700 è riuscita a creare un'impresa con 700 dipendenti. Tantissimi. Se pensiamo che nel 700 una donna non poteva neanche quasi parlare, lei riusciva a creare questa impresa con 700 dipendenti e non solo, aveva anche già inventato lo smart working, perché aveva capito che le donne che tessevano al telaio, che dovevano comunque badare alla casa e ai figli, lavoravano meglio se lavoravano da casa, e quindi le donava un telaio per poter farle lavorare anche da casa. E quindi insomma una donna veramente illuminata, come nel periodo in cui è nata, che insomma dovremmo parlare per ore, però ritorniamo alla mostra degli artigiani. No, ma era doveroso questo però riferimento, sì, questo inciso era abbastanza all'imprenditrice. Doveroso, esatto. Sì, ci voleva. E in questa prima sala troviamo dei gioielli e troviamo dei tessuti e delle scarpe di Massimo, e quindi qua si è dato importanza a quello che era proprio il tessuto come cosa principale. Sì. No, io ti blocco subito perché voglio Certo. chiamare in causa nuovamente Massimo, farti una domanda sul nostro abito tradizionale. Hai avuto modo di vederlo, di studiarlo? Hai tratto? Sì, l'ho visto e Cosa ti piace dell'abito tradizionale sardo? mi piace la seta, perché vedo questi gonnelloni di seta, questi plissé molto belli. Mi piacciono molto, e anche questo amico di cui ti ho parlato prima, Federico Pilia, si è ispirato per le sue collezioni precedenti agli abiti tradizionali sardi, quindi a questi gonnelloni, insomma a queste cose, quindi insomma, mi piacciono molto. Hai mai realizzato qualcosa che in qualche maniera si avvicina alla nostra tradizione? No, nelle scarpe no, anche perché le scarpe faccio quasi tutte, diciamo, scarpe con tacco. Quindi non ho ancora trovato, però ho realizzato delle ciabattine in paglia, con borse in paglia, ricamate con coralli, con cose tipiche locali, materiali tipici. Adesso devo studiarmi ancora altre cose, fare delle ricerche per... Magari sarà oggetto della prossima mostra. Magari, chi lo sa. sì, Non assolutamente. sarebbe una cattiva idea. Assolutamente. Io ti sto interrompendo, però insomma voglio dire, ogni tanto mi vengono questi guizzi, questi di curiosità. Scusami Telemaco, quindi siamo arrivati ai tessuti. E quindi questa stanza era giusto e doverosa comunque dedicarla di più alla tradizione. Infatti i gioielli sono in parte di tradizione, ma in parte, come sempre, di novità, cioè di fusione tra tradizione e novità. E poi ai tessuti. Si passa poi alla seconda sala, dove storicamente nell'allestimento del museo normale si parla di nuovo dei telai di tutta la Sardegna, cioè dei tipi diversi di telai che esistono nella Sardegna. E in questa stanza abbiamo deciso di mettere ceramica, e abbiamo le ceramiche di Augusto Mola, assolutamente modernissime, affiancate a sempre delle sue ceramiche di tradizione pura, nel senso che
abbiamo dei volti di donna in abiti tradizionali, ad esempio, e poi abbiamo invece quelle stilizzate, sempre in abito tradizionale, perché anche l'immagine che abbiamo usato per la cartellonistica della mostra è proprio questa donna sarda in abito, però talmente stilizzata nelle linee, molto è diventata lunga, anche filiforme, però si capisce, cioè lo vedi e dici sì, questo è l'abito tradizionale, anche se non ha punti di riferimento, ma sono molto soltanto magre, delle molto forme. lunghe, quasi un richiamo a Giacometti che faceva queste statue molto... I colori? I colori, Rosso, blu, bianco, nero, azzurro, bianco, nero, tutte con del ricordo all'oro, dei gioielli, infatti con le filigrane con le appese. filigrane, Sì, esatto. sì. Quindi magari il riferimento è proprio dato delle Sì, filigrane. per quello Sì. dico, appena la guardi comunque ti viene in mente la tradizione, Sì. anche se, come dicevamo, sembra... Eccola qua, grazie alla eccola lì. regia che sta mettendo in onda. Eccole qua. Eccole qua. Questa Sono è meravigliose. meravigliosa, ovviamente. Meravigliose. E invece Ci queste dispiace sono quelle che... Queste sono quelle sono stilizzate, quelle eccole qua. stilizzate, sì. Esatto. Però Eccole qua. si vede la tradizione, non c'è niente da fare, cioè, nonostante queste non sono stilizzate. Ci dispiace che gli ascoltatori non possono vedere le immagini, Perché sono davvero perché sono veramente meravigliose, delle davvero cose belle. eccezionali, Sì, molto sì, belle. sì. E poi a fianco abbiamo invece di nuovo, La eccole moglie queste qua, di Augusto. la moglie di Augusto, vabbè, ma un'altra artista, sempre sarda, che fa la ceramica, che anche lei fa la tradizione, perché sono Sì, assolutamente tutti vediamo gli abiti, come dire, le ceramiche che richiamano Desulo, Tempio. esatto, si riconoscono costumi. immediatamente, chi conosce gli abiti riconosce immediatamente Sant'Efisio. Sant'Efisio. Ecco, per chi non ci, per chi non Per ci chi sta non- guarda, per chi non ci ascolta, è un Sant'Efisio con i suoi immancabili baffetti, Esatto. una bajour. Però è una bajour, certo. Immagino Anche, che ce n'è anche una cagliarità con di Poi impatto- ce n'è anche una con Mamutones, col eccola qua. Mamutones, eccola qua. Eccola qua. Eccola qua. Anche il Babbo Natale, per dire. Il presepe, abbiamo, cioè. e ha fatto anche dei presepi molto carini, perché con gli abiti sardi, ad esempio, c'è il presepe con gli abiti tradizionali di Cagliari. Sì. Quindi c'è lui e lei. I cagliaritani impazziranno. A proposito, da dove arrivano i visitatori? Avete avuto modo di fare Allora, una sì. piccola analisi o no? No, l'abbiamo fatta, sì. Allora, devo dire che funziona bene, e quindi arrivano veramente da Un po' ovunque. ovunque. Villa Abbiamo Simius, Cagliari. Al momento i partecipanti maggiori arrivano da Cagliari, però parliamo di percentuali. Beh, chiaro. Ovvio, cioè, Ci mancherebbe il altro. 40% da Cagliari, il resto è sparso per... Non oso immaginare le battute su Sant'Efisio. Sì, no, sono state bellissime. Ancora veramente poca gente bellissime. di Muravera, invito la gente di Muravera a venire a vedere che ce l'hanno lì, ce l'hanno proprio vicino ma a venire. è normale, perché c'è tanto ce l'ho qui, vado domani, devo finire Sì, questa cosa. sì. Nemo si fetta in patria, d'altra Sì, parte. Esatto, quello è assolutamente normale. Proseguiamo quindi con le sale, abbiamo visto la ceramica e poi? Allora, la ceramica adesso ha una parte anche Rilevante, immagino. rilevante, sì, perché anche rappresentare le cose artistiche con la ceramica e anche tradizionali, devo dire, a mio gusto, è un po' più facile. Però vi stupiremo perché ci sono dei tessuti splendidi, veramente splendidi. No, io sorrido Ma perché quando i si parla di cuscini- tessuti vedo Massimo però che comunque... adesso in questa sala nuova, non so se la regia magari riesce a vedere, arriviamo in una sala dove abbiamo dei cuscini. Chiedo alla regia di mandare in onda questo filmato cortesemente, così eccoci qua. Questo è un altro crocifisso, Sì. però è più riconoscibile. Eccola qua. Qua abbiamo Questi sono i tessuti. i tessuti tradizionali, però con il design moderno. Ecco, questi sono ad esempio dei runner e dei cuscini di Mara Damiani. A fianco invece abbiamo dei quadri realizzati sempre solo con tessuto al telaio. E questi erano bellissimi, erano dei cactus, però fatti col tessuto classico tradizionale, no? E non solo il cactus, ma anche i fermaporta,
Portagrissini, oppure i portagrissini, che ne so. i cestini per il pane. Esatto. Questa è Ceramiche Matroni di Sassari, anche lei, che comunque, Bellissime come anche vedi, queste. la tradizione qua si vede immediatamente, però le linee sono moderne. Sì. Sì, Ecco, e molto questo- stilizzate. Esatto. Massimo, cosa ti colpisce dei tessuti, dal punto di vista anche tecnico? Molti proprio colori. della- Molti colori, poi questo abbinamento con magari la lana, col sughero, come in questo caso dove stiamo vedendo il quadro, quindi il sughero unito alla lana, unito insomma diversi tipi di materiali. Sì. Quindi questa commistione, questa Questa fusion. fusion di cose, di materiali. È difficile realizzarli dal punto di vista proprio dell'esecuzione tecnica. Beh, Tu che sei del ramo. credo di sì, perché devi assemblare, devi decidere prima i colori che stiano bene insieme. E comunque che- dei materiali diversi pure, no? materiali diversi, colori diversi, insomma, poi e in genere li metti un po' così anche a caso vicino e ti accorgi che magari dei colori che non andrebbero assolutamente bene vicino l'uno all'altro invece li ritrovi invece che si fondono benissimo, no? Come anche i tessuti. Chiaro, Quindi- chiarissimo. L'occhio dell'esperto. Telemaco, torniamo a noi, stiamo proseguendo in questo viaggio virtuale Sì. E quindi nella abbiamo visto mostra. questa terza sala dove abbiamo tessuti e ceramiche di nuovo, e poi passiamo nella quarta sala con un intermezzo di un corridoio dove abbiamo visto quell'abito fantastico arancione di prima con i quadri appesi. Così, Corallo. Corallo, certo, Corallo. Corallo. Arriviamo in quest'altra sala molto ampia che è stata dedicata di più all'acqua e al passato più antico, nel senso che Quindi alla qua- civiltà nuragica, Esatto, al culto dell'acqua. esatto. Infatti troviamo ceramiche che riprendono le navicelle, ceramiche che riprendono I i pozzi giganti, sacri. i pozzi sacri, i giganti, l'ho già detto, ma i giganti non sono solo in ceramica, ma ci sono anche in legno. La particolarità è che li troviamo anche in legno di ginepro. Sì, quindi entrando in questa sala si sente anche un profumo meraviglioso, cioè anche l'olfatto vuole la sua parte, quindi entri E e... quindi qui abbiamo il gigante che non è soltanto più una scultura, ma raccoglie un po' qualcosa di mistico, perché sappiamo che il ginepro ha delle proprietà. Sì, ma diciamo che non dico che sia il nume tutelare della Sardegna, ma è sicuramente una pianta fortemente identitaria. Sì, esattamente. I nostri sì. ginepri contorti per via del maestrale, Sì, il vento, sì. che si Meravigliosi. flettono ma non si Stupendi, spezzano, sì, ci rappresentano sì, un po' come dire, la sì, nostra sì, isola. sì, E sono come dicevi tu, bellissimi. comunque il profumo del ginepro è inebriante. Sì, è veramente inebriante. Quindi in questa stanza abbiamo dedicato veramente alla civiltà antica, abbinata con i materiali, a parte il ginepro, però materiali moderni, perché c'è anche della ceramica che riprende il mare, quindi ci sono dei bellissimi ricci che diventano delle lampade, Diventano dei oppure- centrotavola. oppure dei centrotavola o degli Dei svuotatasche, portagioia, dei esatto. portagioia, poi Sì, uno lo può sì. usare un po' Un come, po' come vuole. però abbiamo questi così, abbiamo degli splendidi cuscini che sono dei pesci. Bellissimi, che fluttuano nell'aria, sospesi. Che noi ovviamente per enfatizzare li abbiamo appesi, quindi e tutta la stanza è diventata il mare, perché loro nuotano nell'aria. Quindi questa cosa è diciamo, il tema ricorrente, costante del mare che circonda l'isola, Esatto, che ci abbiamo, Sì. abbiamo comunque ripreso i temi, insomma, che ci circondano tutti i giorni. Abbiamo finito con il percorso espositivo o dobbiamo andare No, dobbiamo andare nell'altra casa. quindi nella casa dei Candelai? Nella E lì casa cosa dei troviamo? Allora, nella casa dei Candelai troviamo degli oggetti, sempre ovviamente di qualità ottima e di livello artistico di pari livello, quindi però sono oggetti che Più funzionali? Esatto, bravissima, più funzionali, che si possono anche usare.
Cioè, nel primo museo sono più da esposizione, me li metto sul comodino, me li guardo, me li Io sto ancora ammiro. pensando al coltello di 5 metri. Veramente. Mentre alla Casa dei Candelai li posso ammirare e guardare, ma li posso anche utilizzare, no? E quindi partiamo con l'ingresso dove ci sono delle stole e delle sciarpe appese alle pareti, e quindi queste sono assolutamente utilizzabili. La particolarità è che sono dipinte tutte a mano e quindi insomma hanno una certa preziosità. Poi proseguiamo, troviamo delle penne, troviamo dei portachiavi, troviamo le candele in cera d'api fatte a mano. E vabbè, sappiamo che la candela in cera d'api comunque ha un profumo anche questa sensazionale, poi non brucia, non cola. E non solo, un'altra particolarità che la candelaia che fa queste candele è quella che ha imparato dall'ultimo abitante della casa. Ecco, quindi insomma c'è un Quindi trade un legame, union. esatto, un c'è filo. un trade union, e oltretutto è un'artigiana veramente bravissima, perché oltre a fare la candela classica a stelo, diciamo così, fa anche delle candele con gli stampi. Ad esempio c'è la candela del ballo sardo, no? Quindi c'è il cerchio con tutti che ballano, e quella non brucerà mai perché dentro c'è un lumino e quindi brucia solo il lumino, però una volta acceso crea un ambiente, insomma si illumina ed è bellissimo. E insieme è esposto anche la madre, diciamo così, in terracotta, perché da dove lei ricava lo stampo per farla in cera, ed è stata lei a modellare la terracotta, quindi è ancora più brava, non ha comprato lo stampo. Lo stampino già fatto. Esatto, è lei che si crea il modello in terracotta, poi fa lo stampo in silicone del modello in terracotta e poi crea ovviamente la candela dallo stampo, quindi è ancora più brava per questo motivo qua. Per cui dico, livello artistico è uguale, però la candela la puoi usi, utilizzare. certo, magari per una bella serata, Sì, esatto. un bel appuntamento galante. Massimo, in tutta l'esposizione qual è il pezzo che ti ha colpito di più, che ti ha emozionato di più, che ti è piaciuto di più? Beh, mi hanno colpito tantissimo le ceramiche di Augusto Mola, tantissimo, e poi mi ha colpito molto un pezzo di cui non abbiamo parlato, che quando insomma la gente verrà a vedere, anche penso rimarrà colpita, che è una lampada ricavata da un trepiedi degli anni 60-70 da geometra, un trepiedi da geometra. Sopra hanno messo una lampada da nave degli anni 60, anni 70 in ferro, in alluminio, ed è un pezzo molto bello, molto molto particolare, perché la fusione tra appunto un trepiedi da geometra col mare, quindi la terra, sempre l'unione tra la terra e il mare, anche qua un simbolo. Sono le cose che mi piacciono un po' tutte, anche le cose in ginepro, perché sono cose molto, molto belle, sono tutte cose molto belle, ma queste sono le cose che mi sono piaciute di più. Terminiamo con il nostro viaggio nell'esposizione, anche perché stiamo rapidamente arrivando alla conclusione di questa nostra Peccato. chiacchierata. Sì. Quindi Questo che ho appena detto prima della casa è praticamente l'ingresso, poi dove ci sono le candele è quello che prima era la bottega dell'ultimo abitante della casa, perché aveva anche l'ingresso sulla strada e quindi lei lì creava veramente le candele per la città di Muravera, e quindi abbiamo abbinato anche questa cosa di ritornare a quello che era l'uso della casa, no? Tra virgolette la bottega delle candele, e abbiamo messo l'artigiana che crea le candele. E poi proseguiamo per questa magnifica casa, perché dobbiamo dirlo che questa è una casa del 600, una casa campidanese del 600, ancora tuttora intatta, vabbè, qualche piccolo restauro c'è stato, ma è stata mantenuta quella che era la sua pianta originale, ed è tutta originale, con mattoni crudi e mattoni in terracotta, e oltretutto ha tutto quello che è finestre, tetti, porte sono Originali. in ginepro.
Ah, in Sì, Ginepro. E quindi anche solo per vedere questa casa, e poi è un posto veramente, ha un'energia magica. Sì. Ad esempio in questi giorni molto freddi, a Muravera c'è stato un paio di giorni che erano veramente freddi, entravi in questa casa e c'era caldo. Cioè, È vero, è vero. c'era caldo, nonostante non ci siano i riscaldamenti. La sapienza costruttiva dei nostri antenati. Infatti, per quello dico, la bellezza di questa casa è anche solo la casa, poi tutto quello che noi abbiamo messo dentro, diciamo che aiuta a passare il tempo, però è la casa che ha già un'energia fantastica ed è Poi assolutamente quest'estate, da visitare. un aneddoto velocissimo, abbiamo fatto un'esposizione di uno scultore e nel cortile di questa casa c'era questo violoncellista che accompagnava con le note di questo violoncello questo artista che creava questa statua alta 3 metri ed era veramente magica, c'era la gente a bocca aperta e sentivo dire la gente, è ipnotico, è veramente ipnotico, perché c'era queste note di questo violoncello con questo artista che si muoveva quasi come un elfo mentre produceva questa statua. Quindi assemblava questa statua. È stata È rimasta l'installazione? No, ovviamente no, perché era temporanea. Sì, L'installazione è stata montata alla Casa dei Per Candelarii. l'occasione e poi... Esatto. faremo poi altre cose. È stata esposta al Museo dell'Imprenditoria perché c'era la mostra che ripeteremo di nuovo quest'anno, nel senso che non saranno gli stessi artisti, ma per tutti gli anni durante la Sagra degli Agrumi parte una mostra che il titolo è Citrus, perché con la Sagra degli Agrumi ed è un internazionale d'arte dove invitiamo gli artisti veramente di tutto il mondo a partecipare, e l'anno scorso abbiamo avuto veramente un'ottima partecipazione, c'erano più di 56 artisti provenienti anche da stati esteri, Francia, Stati Uniti, India, Ungheria, Sì. Israele addirittura, Sì. insomma, e quindi portiamo la cultura Anche a Muravera. anche a Muravera. Nel Sarrabus. L'arte insomma. contemporanea, perché la mostra internazionale di arte contemporanea a Muravera. Prima di darvi la parola per le battute finali e magari per l'appello al nostro pubblico, che immagino, anzi si sia incuriosito dalla vostra descrizione, e vorrei chiederti, Telemaco, chi è che ha organizzato, chi dobbiamo ringraziare per queste mostre? Beh, sicuramente, Questa mostra. Sicuramente il comune di Muravera, perché comunque ci supporta con tutti i musei in dotazione. Poi l'ente organizzatore, che è la Fondazione Ferragi, di cui sono il direttore, e basta. Ecco, quindi voglio dire, E basta. pochi ma buoni. Pochi ma buoni. Poi vabbè, devo dire anche che c'è la Proloco di Muravera, che anche quella ci ha sopportato molto, e anche la Proloco di Villa Puzzu, che ci ha dato un paio di suggerimenti, quindi sì, qualche altra collaborazione c'è, però i soggetti principali sono il comune di Muravera e la Fondazione Ferragi. Massimo, perché andare a visitare questa mostra? E Beh, poi la stessa domanda la io rivolgo a te. invito tutti a venire a vedere questa mostra, uno perché è un buon motivo per passare un pomeriggio diverso dagli altri, per vedere delle cose particolari, anche per i bambini, perché ci sono delle cose molto carine anche per i bambini da vedere, eccetera, e poi insomma perché è una cosa unica. Oserei dire, perché abbiamo con molto orgoglio fatto una cosa unica che racchiude tanti stili, tanti mestieri, tante cose diverse. In qualche maniera può essere la sintesi dello spirito del genius loci della nostra Sardegna, possiamo dirlo? Sì, assolutamente. Ci rappresenta. Sì. Assolutamente sì, rappresenta in toto la Sardegna, sì. La stessa domanda la rivolgo a te: perché visitare la mostra che chiude i battenti quando? Ricordiamolo. Esattamente il 12 di gennaio. Il 12 gennaio, quindi abbiamo a disposizione ancora un mesetto. Sì, ancora un mese. Perché Telemaco visitare questa mostra dal tuo punto di vista, il curatore del... Beh, dal mio punto di vista, per comprare un regalo di Natale mirato è assolutamente di valore. Un curatore non dovrebbe dirlo, dovrebbe dire venite a vedere l'arte. No, in questo caso vi dico venite a comprare l'arte, perché è più bello regalare un pezzo
di se stessi, dico io, e scegliere un lavoro di un artigiano e scegliere un pezzo di se stessi. Invece dei soliti centri commerciali, le solite cose che poi inutilizzabili o si lasciano lì, ok, invece comprare un qualcosa che poi ti resta, un qualcosa appunto anche per aiutare gli artigiani, questi artigiani, per aiutare insomma l'artigianato che vada avanti, no? Sì, e poi rispetto ai regali io ho un'idea particolare, non è il valore che è pure importante Sì. in sé per sé del regalo, Certo. del prodotto, del manufatto che acquisti, quanto come dire, il pensiero, l'attenzione, il tempo che tu riservi alla scelta di quel regalo. Esatto. Quindi in una mostra tu ci vai proprio per vedere, ti soffermi, lo guardi, lo osservi e lo senti. Bisogna Immagino che sia bisogna questo prendersi lo il tempo, spirito. bisogna prendersi il tempo di scegliere. Perfetto, allora ricordiamo un attimino, sintetizziamo questa nostra chiacchierata, la mostra Natale dei Tesori. Telemaco, a te, come dire, dacci le ultime indicazioni per chi non ci avesse seguito finora. La mostra Natale dei Tesori ai Musei di Moravera, l'ingresso è in via Marconi 99. Gli orari, ricordiamo gli orari? Arrivo subito, la mostra è aperta dal mercoledì alla domenica, dalle 10 del mattino all'1 e dalle 16 alle 19. Troveremo sempre qualcuno che magari ci darà qualche indicazione, ci spiegherà i saremo percorsi. sempre. Ci saremo sempre noi e vi faremo da guida. Ecco, Esatto. perfetto. Saremo sempre presenti e risponderemo a tutte le domande. Perfetto, allora io vi ringrazio per essere stati qui con noi, per averci Grazie a illustrato voi. con dovizia di particolare questa mostra che consiglio vivamente ai nostri ascoltatori di andare a visitare. Vi auguro buona mostra perché insomma siete impegnati su questo fronte. Vi ringrazio ancora per la presenza, io ringrazio i nostri ascoltatori, vi auguro chiaramente buon Natale. Grazie, buon Natale anche a te. Grazie a E tutti. buon Natale a tutti quelli che ci ascoltano. Sì, insomma, Ovviamente sì. il Natale si avvicina, siamo immersi in questo clima natalizio, Sì. grazie anche all'albero splendidamente addobbato dal nostro staff. Io vi ringrazio ancora, ringrazio chi ci ha seguito, ringrazio chi nella cabina di regia ha permesso la messa in onda di questa trasmissione, quindi ringrazio Daniele De Murtas per la parte audio e Roberta Loi per la parte video. Vi do appuntamento alla settimana prossima con un'altra imperdibile puntata di Nero su Bianco. Mi raccomando, non mandate. Buona serata a tutti voi. Ma siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e campagna amica Nuoro e Astra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di campagna amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante, dallo stile moderno, dalle 6 del mattino, pronto ad iniziare insieme a te. Caffè Noir Cocktail Bar. Momento caffè, momento aperitivo. È sempre questione di un momento. Caffè Noir Cocktail Bar. E quando il momento ti prende per la gola, la gelateria artigianale ti soddisfa con i gusti ricercati, la cremosità e la vera frutta fresca locale. E il dopo cena? Beh, è Caffè Noir Cocktail Bar. Il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Allora, per prima cosa facciamo questo shampoo purificante. Ora andremo a rilassare il capello con una bella maschera rivitalizzante. E per finire, messa in piega, inondiamo di profumo. Ma certo, abbiamo pensato anche a te. Amy Beauty Air presenta la nuova linea dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Shampoo e balsamo per un effetto davvero wow. Acquistali da Amy Beauty Air, via Macomer 1 dietro Banca Intesa a Tortolì, 0782 62 36 84. C'è un posto in Ogliastra dove oggi come un tempo il sacro incontra il profano.
La magia degli antichi gioielli della tradizione, Spuligadentes, Nudeus e Sorighe Mari. Incontra le filigrane moderne alla boutique d'arte Orafa Filigrana d'autore, specializzati in produzione filigrana sarda, restauro gioielli, riparazioni, creazioni di pezzi unici, saldature e fotoincisioni laser. Regalati un ricordo senza tempo. Filigrana d'autore, Corso Vittorio Emanuele 27, Bari Sardo.